Hallelujah! Glory, glory, glory. So we welcome you, everybody, to this third day and the afternoon sessions for the Holy Spirit Conference. Vogliamo darvi tutti il benvenuto per questo terzo giorno della conferenza dello Spirito Santo qui a Malta. Per i nostri amici italiani, أحباب كل تانا مالتين اللي تسيقوا din il-konferenza. Ok, din hija t-tielet ġurnata u s-sessjonijiet ta' wara nofsinhar. Lejla ħajtkellem magħna Pastore Nicola minn ġewwa River of Love il-Puglia. Questa sera parlerà e porterà la parola del Signore con noi il Pastore Nicola Di Biase dalla chiesa River of Love in Puglia. Tonight we have with us Pastor Nicola Di Biase from the River of Love Christian Fellowship in Puglia. And he will be sharing the word of God and whatever the Holy Spirit put in his heart. So let us give him quickly, so we'll not waste any more time. Let's give him a wonderful hand of applause. Vieni, caro. Hallelujah. Thank you, Jesus. He will be speaking Italian with English translations. Scusate il ritardo. Forgive me for being late. L'Apostolo Gordon Apostle Gordon deve dare lezioni di guida a Paul per essere più he veloce. has to give driving lessons to Paul to be faster. Allora, ho fatto preparare questi fogli. I have made these Se puoi paper sheets. distribuire. Can you please share them? Allora, oggi voglio che prendiate questo foglio I would like every one of you to take this sheet of paper e dovete scrivere su questo foglio and you have to write on this paper tutto quello che c'è di male nella vostra vita. non basterebbe, guardate. I want you to write everything that is wrong in your life. Some of you have more than one page in it. Tutto quello che per voi è cacca. If all of this that you're about to write, that's poo-poo, Ho portato anche qualche penna, quindi I brought some extra pens as well. ho visto che era tardi, no? I already saw that's already late. Ho detto mi sta andando bene, non predico, It's predicherà going good. subito il So I pastore won't Andy. preach and I will give it over to Pastor Andy. Invece vi tocca ascoltarmi. So now you need to listen to me, you need to hear me. È una cosa seria per me questo foglio. This piece of paper is very serious for me. Io l'ho fatto in passato. In fact, I've done it myself in the past. Scrivi quello che per te è male, quello che per te è cacca nella tua vita. Tu lo sai. Write whatever is bad, evil or poo-poo from your life on this sheet of paper. Dopo che lo hai fatto, After you've done that, piega il foglio, fold the paper, strappalo and tear it apart e buttalo nel cesso. and put it in the chest bin. Si può dire cesso Sì, sì. nel water. Put it in the toilet. Don't put it in the toilet of the church, please. It may block the non buttatele nel cesso della chiesa, per favore. Perché appunto è cacca nella tua vita e non vi serve. Because truly, the point is that your life is caca. You don't need it. Il messaggio di oggi, il message of titolo today, del the messaggio title. di oggi è
The title is Scelti, Choices, chiamati e provati, Called and Proven and Tried, ma non fermati. but not stopped. Ora saluta chi è al tuo fianco Greet the one who is right beside you e digli: and tell him, oggi non ti addormenterai, today you won't be sleeping. oggi ti sveglierai. Today you're going to wake up. Se sei spento spiritualmente, If you are switched off spiritually, lo Spirito Santo ti rianimerà the Holy E Spirit ti will sveglierà. lighten you up again and will waken you again. nel nome di Gesù. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Tutti vogliamo la gloria. We all love and Chi desire è che the non vuole la glory. gloria in questo Who posto? wants the glory of God here? Amen. Ma pochi But few, vogliono passare dal deserto. they want to go through the desert. Tutti vogliamo l'unzione, We all want the anointing, ma pochi but few, vogliono affrontare il processo. they want to go through the process. Tutti vogliamo andare in cielo, We all want to go to heaven, ma nessuno vuole morire. but nobody wants to die. Domande. Questions. Perché sei seduto in chiesa oggi? Why are you sitting in church today? Sei seduto qui per un'abitudine? Are you here because you're just used to it as a tradition? O sei qui perché sei stato chiamato? Or you're here because you've been called here? E se sei stato chiamato, And if you have been called, per cosa sei stato chiamato? for what have you been called? Voi sapete che non è un caso se siete qui oggi, no? Well, I hope that you know that it's not by chance that you are here today. E la verità è che se sei qui, And the truth is that if you are here, tu sei stato scelto. you have been chosen. E non perché lo dice il pastore Nicola, Not because Pastor Nicola is saying this, perché nel Vangelo di Giovanni, because in the Gospel of John, al capitolo 15 e il versetto 16, chapter 15, verse 16, non voi avete scelto me, it is not you who have chosen me, ma io ho scelto voi. but I have chosen you. Non sei tu che hai scelto Dio, It is not you who have chosen God, è stato Dio a scegliere te. but it was God who chose you. E Dio And God non ti ha scelto has not chosen you perché ha avuto pietà di te, because He simply had mercy on you. ti ha scelto per uno scopo. He has chosen you for a purpose. Tu non sei il piano B di Dio, You are not God, the plan B of God. tu non sei uno sbaglio che dopo è stato corretto, You are not a mistake that afterward was corrected. tu sei un progetto divino. You are a divine project. Amen. E Dio ha visto in te And God has seen in you qualcosa something che tu ancora magari non vedi. that yet you haven't seen or you don't see. Ti vedi come un progetto di Dio? Do you see yourself as a project of God? Ti vedi come uno che ha scelto Dio? Do you see yourself as someone who has been chosen by God? Quando la mattina ti guardi allo specchio, When in the morning you look in the mirror, a parte che hai bisogno di lavarti la faccia, no? apart from you need to wash your face, Cosa vedi? what else do you see? Cosa vedono i tuoi occhi? What do you see in your eyes?
Ora, se sei consapevole di questo, Now, if you are aware of this, cosa stai facendo? what are you doing? Se sai che Dio ti ha scelto, If you know that God has chosen you, tu cosa stai facendo what are you doing per questa scelta che Dio ha fatto? for this choice that God has made? Stai usando la chiamata Are you per stare using comodo your call to remain comfortable, o sei in fermento per Dio? or are you being fermented for God? Perché alcuni Because some di noi of us, hanno bisogno dei sottotitoli sometimes they feel like they need some other titles per dire amen. to say amen, and subtitles. In Efesini è scritto: In Ephesians it is written, risvegliati, o tu che dormi. awaken you that sleep. In 1 Pietro 2,9 In 1 Peter chapter 2 verse 9, è scritto: it's written, voi you siete una stirpe eletta. are a chosen generation. In Efesini 1,4 In Ephesians 1:4, in Lui it ci ha says scelti that in him he has chosen us prima della fondazione del mondo. before the foundations of the world. Dio ti ha scelto ancora prima della fondazione del mondo. God has chosen even before the foundation of the world. A chi e cosa For who and for what stai permettendo di bloccare la tua chiamata? are you letting to block your call? Guardate questo, Romani Romans 11:29. 11:29. I doni The gifts e la chiamata di Dio and the callings of God, sono irrevocabili. they are irrevocable. La chiamata che Dio ti ha fatto The calling that God has put on you è senza scadenza. does not ever come to an end. It's never terminated. I doni che Dio ti ha dato, i doni spirituali, The gifts of the Holy Spirit sono irrevocabili. the gifts of God and the callings of God are irrevocable. Ce li hai, You already have them perché Dio dà i doni a tutti. because God gives gifts to everyone. Hai scoperto quali sono i tuoi doni? Have you discovered what are your gifts? Li stai usando? Are you using them, O lo hai sotterrato il dono che Dio ti ha or dato are per you paura? hiding your gifts and burying them? Puoi scappare come Giona. You may try to run away like Jonah. Dio ti raggiungerà God will catch up with you, anche nella pancia even in the belly of the fish, del tuo fallimento. even in the belly of your failure. Amen. Se hai fallito nella tua vita in qualcosa, You feel like you have failed in something in your life, significa che ci hai provato. it means that you have tried. Sapete che negli Stati Uniti, You know that in America, United States of America, quando assumono le persone nelle aziende, when they put people in the agencies, preferiscono prendere chi ha fallito they prefer
to bring people in, those who have failed, invece di coloro che non hanno mai fallito. instead of bring somebody that have never tried. Perché loro dicono, se prendo nella mia azienda Because they think that if I bring someone in my agency, qualcuno che ha già sbagliato, someone who has already tried and made mistakes, non sbaglierà più. then he will know not Farà to make more meglio. mistakes. He will do better this time. Noi eravamo sbagliati prima. We were all a mistake and mistaken before. Tutti quanti noi, prima di conoscere Gesù, Every one of us before we ever knew Jesus, eravamo sbagliati, we were in the wrong. eravamo dei falliti. We were failures. Cos'è che ti sta facendo sentire fallito ancora? What are you doing that you still feel like you are a failure till this day? Chi è che ha una chiamata in questo luogo? Who has a call in this place? Lift up your hand. Chi ha una chiamata in questo luogo? Who has a call in this place? Se sei seduto qui, hai una chiamata. Surely if you are sitting in this place, you are definitely called. Amen. Altrimenti eri seduto in un bar a prendere lo spritz a quest'ora. Otherwise, you'd be sitting somewhere in a bar taking a drink in this hour. La domanda è, The ti question, sei seduto sulla tua chiamata? the question is, are you just sitting on your calling? Che cosa stai facendo nel regno con la tua chiamata? What are you doing in the kingdom with your calling? Molte volte Many times, Dio ci parla God speaks to us e noi rispondiamo, chi è? and we answer, who is that? Il mio segnale spirituale, Signore, non prende oggi. Today my signal is not receiving. Forse qui prende meglio il segnale. I'm gonna Chi è move. che So sta maybe parlando? the signal will get better here. We'll move Sei better. tu, Signore? Is this you, Lord? Quando non vogliamo ascoltare. When we don't want to hear. Chiamami domani, Signore, oggi Call me tomorrow, Lord. non sono in vena. Today I'm not in good shape. Oggi ho passato una brutta giornata, ti metti anche tu adesso. Today I had a bad day, so just forget it today. Gli uomini di Dio. The men of God, the people of God. Isaia 6:8. Isaiah 6 verse 8. Eccomi, Here I am, Lord. manda a me. Send me. Perché prima che tu nascessi, Because before you even were born, Dio ti aveva già consacrato. God had already consecrated you and set you apart. Ripeto, se sei qui, If you're here, è perché Dio ti ha scelto, because God has chosen you, ti ha consacrato, He has consecrated you and set you apart. ti ha dato dei doni He spirituali has given you spiritual gifts. e una chiamata, He has given you a calling. e questi sono irrevocabili. And these things are without repentance, irrevocable. Dio non te li toglierà più. God is never going to take them away from you. Ora immagina di tirare una linea immaginaria Now imagine a line, drawing a line, imaginary line, da 0 a 100 from 0 to 100. e vedi dove sei posizionato tu con la tua chiamata e i tuoi Where doni. are you positioned in your fulfilling your calling? A che percentuale sei What posizionato? percentage are you fulfilling so far? E se ti ha chiamato, ti ha scelto, ti ha consacrato, If He has called you, He has set you apart, He has. perché pensi che Dio non ti debba provare? Why do you think that after all this, you think that God is not going to try you and test you? Dio ti metterà alla prova.
God will himself put you to the test. E lo dice in Giacomo. And he said it in James. Considerate una grande gioia Amen. Consider it great joy, my brethren, quando venite sottoposti when you are tested, a svariate prove. when you fall into various trials. Beh, io ho 52 anni, no? I am 52 years young, right? E nella mia vita And in my life, non ho mai visto I have never seen un uomo e una donna man or a woman dire: say, il Signore mi sta provando, che bello! getting happy and rejoicing that God is testing them. La parola dice: gioite The Bible says, rejoice quando arriva la prova. when you are being tested. Noi invece che facciamo? We instead, what do we do? Pastore, sto Pastor, superando una brutta I'm prova. going through a real bad test, hard test. Perché? Why? È la verità. It's the truth. Noi ci piangiamo addosso We cry perché molti di noi many of us, non hanno ancora compreso we have not understood il perché sei seduto in chiesa. why you are in this church or in the church. Rifatti la domanda. I want to make the Perché question again. oggi, di giovedì, di venerdì sono seduto in chiesa ad ascoltare Why today, quell'uomo con la maglietta della Marvel? this Friday, Che I'm non è listening neanche to un this guy with a supereroe. t-shirt of Marvel on. What am I doing here listening to him? Dio ci ama troppo God loves you too much, e ci deve preparare. and he has to prepare you. E la prova non è per distruggerci, Your test is not to è destroy per you, fortificarci, it's to strengthen you, per renderci forte. to make you stronger. Amen. Yes, Lord. Amen. Dio vuole vedere il tuo cuore. God wants to see Dov'è? your heart. È con Lui. Where is truly your heart? Is it with him? O fino a quando le cose vanno secondo i tuoi piani, Or until things go according to your plan, tutto va bene, everything goes okay, hai 2000 euro per fare shopping in tasca, you have 2,000 euros in your pocket to go and shop, sei felice. you're happy, Dio ti proverà. God will test you. Chi è che è andato a scuola qui? How many of you have been to school here? È arrivato a un certo punto che avete fatto un esame? Have you ever had a time when you had to sit down and do an exam or a test? E quell'esame che avete fatto finale, And that final test that you did, a che cosa serviva? for what did it serve you? What was its purpose? Per passare alla fase successiva. So that you will pass to the next phase. E se non sei pronto e preparato per superare la fase successiva, And if you're not ready to pass on to the next level and to the next phase, dovrai ripetere l'anno scolastico e ripartire. you will have to repeat the scholastic year and start over again. E rifare tutto di nuovo. You will have to do everything all over again. E perché pensi che Dio agisca diversamente? Why would you think that God would act differently? Se nel mondo vieni messo alla prova per vedere le tue abilità, If even in the world you are put to the test so that you will show what kind of ability you have, perché Dio non lo deve fare per qualcosa di why più would grande? not God do it as well when he trusts you with great things? Dio ti ha chiamato a qualcosa di più grande che lavorare nel God mondo. is trusting you with something even more bigger than what the world can offer you. Oh, Signore, non mettermi alla prova, ti Oh prego. God, please don't make me go to the test. Ho già fatto l'esame di maturità la settimana scorsa. I already did the exam of maturity last week. Siamo sinceri. Let's be honest. Let's be sincere.
Nessuno di noi ha gioisce quando sta in una prova. We all can admit that none of us enjoy it when we go through the test. Non l'ho mai visto io. At least I've never seen anyone. Neanche io ho gioito, quindi I can say myself that I haven't been happy when I've been 20 through giorni fa volevo lasciare il ministero, quindi the test. 20 days ago I che wanted to grande leave the gioia effort. che stavo attraversando. What do you think? I was happy. What great joy I was going through. La domanda è: The question is, vuoi essere davvero usato da Dio? are you really sure you really want to be used by God? Sei pronto ad affrontare il fuoco? Are you ready to face the fire? O vuoi un'unzione da salotto? Or you want an anointing of the sitting room, an armchair anointing, Senza la battaglia? without the battle, the fight? No, perché c'è gente che prega, no? Because there are people who pray, Signore, dammi l'unzione di Elia. Lord, give me the anointing of Signore, Elijah. dammi l'unzione di Elia. Give me the anointing of Elijah. Ma non vuole affrontare i corvi, i re cattivi e i 450 profeti di Baal. They don't want to face all these enemies and the false prophets of Baal and wanting to be killed. They don't want to face that. In 1 Samuele 16, In 1 Samuel chapter 16, David David, viene unto, he was anointed, ma poi torna a pascolare le pecore. and then he went back and continued to shepherd his sheep. Giuseppe sognava, Joseph, who had the dream, ma prima che il sogno si materializzasse, before the dream that God gave him came to pass, è passato dal pozzo, he had to go to the well, to the hole. è diventato schiavo, He became a slave. andò in prigione He went da to innocente jail, even though he was innocent. e dopo And after, la promozione the promotion arriva dopo la prova. always comes after the test and the trial. Il diploma lo riceverai dopo l'esame, The diploma, non prima. you will receive it after you've passed the test, not before. Nel mondo funziona così, ve l'ho detto prima. Even in the world, it works like this. I've told you before. Sarai nel momento in cui dici eccomi, Signore, You will have to go to the place where you say, here I am, Dio Lord, ti metterà alla prova. where God will put you through the test. Vediamo. Let's look, let's see. E Dio non ci darà delle prove che non possiamo sopportare. And God will never give you any test that He knows that you will not be able to pass and carry. Perché io ho sopportato la prova, l'ultima prova che è stata dura. I had to resist the trial and the test I had to go Perché through. anche tu hai sopportato una prova Even molto dura. you resisted the trial that you had to go through. And you had to Ognuno di noi ha sopportato una prova dura. E se sei qui è perché l'hai Every one of superata. us had to resist and go through this E test. Dio userà sempre gli uomini per aiutarti. And God will always use people to help you. Non aspettarti che qualcuno dal cielo ti Don't expect parlerà. somebody from heaven come down. Dio ti manderà un uomo. God will send you a person, a man. Come nella mia Just vita like ha my mandato il pastore Andy. God sent the pastor Andy. Quando Dio When God, ti manderà un messaggio, He sends you a message, userà sempre un estraneo. He will always say, use somebody that you don't know. Quando, A stranger. il diavolo ti vorrà attaccare, When the devil wants to attack you, userà sempre il più vicino a te. he will always use somebody closest to you. Gesù, Jesus. immaginate Imagine this. una resurrezione A resurrection
senza la croce. without the cross. Io credo che una resurrezione senza il sacrificio della croce I believe that the resurrection without the sacrifice of the cross non sarebbe durata più di 2000 anni. would not have lasted over 2000 years. Sarebbe stata sbeffeggiata come bluff. It would have been denied, bluffed out. Se stiamo ancora parlando della croce, If we're still talking after all these years about this cross, è perché c'è stato un sacrificio, because there was a sacrifice. c'è stato un eccomi, Signore, There has been sia a moment fatta where la tua volontà. somebody said, I'm here, Lord, let your will be done in me. Se vuoi l'unzione, If you want the anointing, se vuoi che Dio ti usi, if you want God to use you, devi imparare a portare la croce anche tu. you have to learn how to carry the cross even yourself. Che non è sofferenza. It's not suffering. Sapete, a volte Many times, la croce, no? the cross Può essere una rinuncia a qualcosa che ti piace, no? could be something that you have to renounce, something that you may like. Tipo rinunciare a una bella macchina, un bel Maybe you have to orologio. renounce a nice car. Per chi come me, no, ama le macchine e gli orologi, Somebody like me that likes cars and likes watches. siamo disposti a rinunciare. Perché We are able to be able to let go and renounce it. a che serve? Io prima prendevo in giro mia moglie, mi devo comprare una macchina con 2 posti, I used to tell my wife I want to get a car with 2 seats only. dove al mio fianco si siederà solo Gesù. Where at my right hand there would be just sitting one, just Jesus. La rinuncia The per renouncement servire. is to serve. Qual è la tua chiamata? What is your calling? Solo ricevere la salvezza? Just being saved, Non avrebbe senso. it won't have any sense. Oggi Today, andrai via you will leave here. risvegliato nel nome di Gesù. You are awakened in the name of Jesus. Amen. Amen. Galati 6:9. Galatians 6:9. Io, se voi vedete, nella parola do sempre piccoli accenni, I always give little thoughts about the Word of God perché so e credo because I believe and I can see che in questo luogo that in this place, il mio padre spirituale my spiritual father è anche un dottore della parola, is also a doctorate in the Bible, in the e Word. quindi conosciate molto bene la parola tutti. And I know that you all know well the Bible, the Word of God. Così quando vengo qui, i miei messaggi So that when I come here, my messages, hanno dei flash della parola, they just bring a flesh to the Word of God. affinché So that, quello che viene da me è della parola di Dio, but you per don't conferma hear quello che me, dico. hear the Word of God. And it confirmed, the Word of God is confirmed in your life. Galati 6:9. Galatians chapter 6, verse 9. Non stanchiamoci di fare il bene, Hallelujah. Let us not grow weary while doing good. perché Why? a suo tempo For in due season, in His time, mieteremo. we shall reap. Il passo continua e dice: se non ci arrendiamo. If we do not lose heart. Non stanchiamoci di fare il bene. Don't lose heart. Don't give up.
keep doing good. Magari hai fatto del bene Maybe you've done something good, e subito non vedi, no, il raccolto, non vedi, magari maybe you don't see right away the harvest. dici ho fatto qualcosa di bene ma è successo il contrario, I've done something è successo good, but qualcosa the di opposite male, happened. Something bad happened. ma io ho fatto qualcosa di bene. But I did something Perché è good. successo il male? Why did this happen? This bad thing happen? E la parola dice a suo tempo Because the Bible mieterai. says, in His time. Perché vuoi subito? Why do you want so immediately, so quickly? Perché la nostra predisposizione umana Because our disposition, human disposition, vuole subito il we risultato, always want something quickly, right away. vuole raccogliere subito. We want to collect the harvest quickly, quickly. Ieri l'Apostolo ha fatto un passaggio, semina e raccolta. Yeah, yesterday the apostle spoke about how to Oggi you sow, stai but then you reap another raccogliendo time. quello che hai seminato ieri. Today you are reaping what you've sown yesterday. E se hai seminato pomodori, If you have sown tomatoes, il pomodoro per andare in maturazione ci vogliono 100 giorni. the tomato, in order to go into maturity, needs 100 days. Non è che al 100° giorno It's not that at the 100th day vai nel campo you go to the field e siccome ti servono le patate, and then you need ti metti a potatoes. pregare, Signore, you mandami start le praying. patate. You start saying, Lord, please send me potatoes. Raccoglierai pomodori. You're going to reap tomatoes. E la colpa non sarà di Dio. And the fault is Dici, not Dio of non mi ha God. ascoltato. Ah, God did not hear me. Io ho piantato pomodori, però durante questi giorni, 100 giorni, mi servono le patate adesso. I have planted tomatoes, but in the meantime, I became in need of potatoes. Raccogli i pomodori, Now you're going to collect tomatoes. riprepara il terreno, You have to prepare the ground again. devi prepararlo per molto tempo, You have to prepare for a lo long devi time. annaffiare, You have to sow. lo devi concimare, You have to turn poi the devi soil. ripiantare la Then you have to patata plant the seed of the potato. e aspettare sempre altri 100 giorni, perché anche la And patata then ha you have bisogno to di 3 wait. mesi. You have to wait until the potato develops and matures. Dio non c'entra niente, God has nothing to do with this. non è colpa di Dio. It's not God's fault. Quello che stai raccogliendo l'hai seminato tu. What you are sowing is what you are reaping is what you have sown in the past. La vita che stai vivendo The life which you are now living è uscita tutta dalla tua bocca has ieri. come all out of your mouth. Se non ce la stai facendo If you're not making it, è perché prima hai detto che non ce la farai. because before you have been saying, I'm not going to make it, I'm not going to make it. Se stai perdendo If you are losing out, è perché hai dimenticato di dire che sei vittorioso. because you have forgotten to say that I am victorious. Signore, metti una guardia davanti alle nostre bocche. God, set a guard over my mouth, O Lord. Il diavolo The devil, non teme il tuo passato, he is not afraid of your past. ha paura del tuo futuro. He is afraid of your future. E lui ti combatte oggi And he will fight you today perché sa because he knows che domani that tomorrow puoi portare frutto. that you can bring great fruit. Dice io devo bloccare la semina, I have to block the seed così non raccoglierà domani. so that he or she will not collect the harvest tomorrow. Quando ti ricordi del tuo passato e ti fai bloccare dal tuo passato, When you keep remembering about the past and the past becomes your blockage, non è il diavolo. it is not the devil. Povero diavolo, quante colpe si prende. Poor devil, how much he gets blamed for many things he never did. È sempre colpa sua. It's not his fault. Ma il diavolo non è onnipresente, lo sapete. The devil is not omnipresent, remember? Non sta dappertutto. It's not, don't blame him. Perché non siamo in grado di dire
Signore, è stata colpa mia. Many times we're not able to say to the Lord, it's been my fault. Scusami, Signore, io ho Forgive me, Lord. sbagliato. I was wrong. Io non ho rinnovato la mia mente. I did not renew my mind. Perché Gesù dice rinnovate la vostra mente. Because Jesus tells us to renew our Quando minds. rinnovi la mente, When you renew your mind, rinnovi anche il modo di parlare. you will also renew the way you talk. Da quello si vede se uno è rinnovato. From this, Da we come can tell parla. if somebody has been renewed, the way he talks and she talks. Da questa seminatrice, From this sewing machine, the one, our tongue. la nostra bocca, la nostra lingua Our tongue and our mouth è lo strumento per seminare. is the instrument of sowing. E quello che stai raccogliendo And what you are reaping è quello che è partito di qui is e what è has arrivato left qui. from your mind and came out of your mouth. Dovete imparare a far fare un giro You have to learn how to think well, quello che c'è qui. to check well what's Dovete in this portarlo mind qui and bring it to the heart. e quello che uscirà So what comes deve out of your essere mouth sempre in linea con la parola di Dio, will always have to be in line with the non word of con God, quello che pensi tu. not with what you think. Se vuoi vedere i frutti nella tua vita, If you want to se see vuoi the vedere fruit, la tua chiamata if you want to see your crescere, calling, se vuoi l'unzione, if you want the anointing, ieri abbiamo parlato di spettatori e di yesterday intercessori. we spoke about intercessors and spectators. E molti hanno lasciato la sedia And many left their chair da combattente from fighter, e sono sdraiati su un divano da spettatori. Sdraiati and they lay su un down divano da waiting spettatori. on a sofa as spectators. Il Signore vuole Our una Lord. fiamma accesa, Want our fire lit up. non vuole una candela da compleanno. He doesn't want a candle for our birthday cake. Perché la candela del compleanno, quando si è consumata, Because the candle on our finita. birthday cake finishes quickly. poi devi aspettare un altro anno per And riaccendere. then you have to wait another year to light up another one. Dio cerca cuori infiammati. God is looking for hearts on fire. Amen. Cioè, credete come me che Malta, l'Italia, l'Inghilterra, che tutte queste nazioni Do you believe with me that Malta, Italy, and England and all these nations, hanno bisogno di chiamati? they need callings? Ma se noi che siamo i chiamati If we are who are called, continuiamo a piangerci addosso, we just cry about ourselves. continuiamo a farci prendere in giro dal nemico con i nostri problemi, We continue to allow the devil to make fun of us because of our problems. quando vedremo il risveglio nelle nazioni? When are we going to see the revival in the nations? Perché è vero che Dio ci ha chiamati, Because it's true that we are called by God, ma è anche vero but it's also true che se tu non ti muoverai, that if you don't move, Dio farà parlare le pietre a Malta. He will make stones to start speaking out. Non siamo indispensabili. Io non sono indispensabile. We are not indispensable. Deve essere un piacere e un onore servire Dio. It must be a pleasure and an honor to serve God. E noi serviamo Dio, non gli uomini. And we serve God, not men. E quando fai qualcosa per un uomo o per una donna, When you do something for a man or a woman, lo stai facendo per Dio, you are doing it for the Lord. non per essere detto quanto è bravo il pastore Nicola. Not che so that you bravo. will be told how good you are, how bravo you are. La parola dice di preoccuparci di piacere a Dio. The Bible tells us that we must seek to please God. Noi
la maggior parte, facciamo le cose per piacere agli uomini. We many times we do things to please others. C'è una fiammella dentro di te che arde, Is there a little flame inside of you that is, perché fra poco la riaccenderemo. or it's going out? Because in a moment we're going to light it up again. Sei stato chiamato per questo tempo. You have been called for this time. Dio ti vuole ungere per questo tempo. He wanted to anoint you for this E ti time. vuole usare per questo tempo. He wanted to use you for this time. Ma fino a quando non rinnoverai la tua mente But until you do not renew your mind sul tutto è compiuto, above all that is already finished, resterai bloccato. you remain blocked. Gesù con la sua morte ci ha guariti, Jesus, with his ci ha death, giustificati, he has healed us, justified us, ci ha perdonati, forgiven us. ci ha resi vittoriosi. He made us victorious. Ha fatto già tutto. He already did everything. Hai rinnovato la tua mente in questo. Have you renewed your mind in this? Hai cambiato il tuo case, l'Xbox che c'è dentro di Have te, you il changed subconscio. Have you changed your conscious, your box of consciousness? Lo hai rinnovato. Have you changed it? Have you renewed it? Perché solo se rinnovi la mente So if you not renew your mind e cambi modo di parlare, and continue and start changing the way you talk, tutto inizierà a cambiare intorno a te. then everything will start changing in around you. Sapete, io frequento molte persone, no? I see a Nell'ambiente lot di of lavoro. people in my line of job, my work. Quando ci sono io When I am there, non permetto che parlano male. I don't let them to talk Io non evil. permetto che parlano negativi. I don't let them speak negatively around me. E li correggo con amore. Obviously, I correct them with love. Se non lo capiscono, If they don't understand it, io prendo le distanze. I will distance myself. Avete mai visto 100 mele buone sanare una cattiva? Have you ever seen 100 good ones try to make somebody who's bad healed? Non so come funziona la frutta qui a Malta. Ok, stai parlando di frutta, di Sì. mela. Ah, ok. Have you ever seen 100 good apples make one bad apple good? Eppure 100 mele And so 100 apples, sono molte di più di una. they are much more than one bad apple. In Italia marciscono tutte se sta dentro, quindi non so a Malta. In Italy, all of them will become bad. I don't know about Malta. The same, lo stesso. Ci vuole qualcuno che deve toglierla. There needs somebody who needs to remove that. Devi fare sempre qualcosa, non puoi stare fermo. You have to always do something. You cannot remain fixed and immovable. Se intorno a te c'è qualcosa di marcio, Yeah, there's something around you that is rotting. io ti consiglio di allontanarlo, Yeah, I want to tell you, I want to encourage you to remove it from your life. perché marcerai anche tu. Because you will end up being, Potrai usare Corrupted tutte le yourself. belle parole del mondo, you can use all the beautiful words. of the potrai world. fare tutti i gesti che vuoi. You can make all the gestures that you want. Se The quella gestures. persona non cambierà modo di parlare, That if that person does not change around tu you the way you talk, marcirai con essa. you will end up talking like them and be corrupted. E a volte Dio ci ama così tanto And many times God loves us so much che fa Lui questo lavoro per noi. that sometimes He does this work for us. E quando da un cesto di mele togli tante mele, And sometimes when out of 100 apples, good apples, ti duole il cuore perché hai speso dei soldi. sometimes you want to remove bad apples and it hurts your heart because you spent money on it. Ma dall'altro lato sarai But from the felice other side, you'll be happy. perché avrai mele da mangiare buone, mature. You'll be happy that at least you have all the good ones to eat left over. Alziamoci. Let's all stand. Dominic,
Come on. Let's go. Voglio che rimani lì oggi, non vi chiamerò a venire a You can venire stay avanti. where you are today. I'm not going to call you in front. Guarda nel tuo cuore in questo momento. Look inside of your heart in this moment. Se all'inizio hai scritto su quel foglio bianco If at the beginning you wrote on this sheet of paper, the beginning of this message, il marciume che ti sta uccidendo, the bad thing that may be killing you, hurting you, beh, in questo momento in this moment, quel marciume that bad stuff, è stato tolto dalla tua vita. now it's removed from your life. Oggi devi iniziare un nuovo cammino. Today you have to begin a new walk. Oggi devi dire: eccomi, Signore. Today you have to say, here I am, O Lord. Io non mi nasconderò nel ventre della balena, I am not going to hide in the belly of the whale anymore. perché so che tu mi raggiungerai, Because I know that you will reach me anyway. perché tu ti sei sempre preso cura di me. Because you have always taken Tu care non of mi me. abbandonerai, Signore, You will not abandon me, Lord. perché mi ami, Because you love me. perché mi hai scelto per primo, Because you have chosen me first. perché hai visto in me Because you have seen in me qualcosa di speciale. something special. Aiutami, Signore, Help me, Lord, a vedere quella specialità in me. to see this special thing in me. Aiutami, Signore, a comprendere Help me, Lord, to understand qual è la mia chiamata, what is my calling. quali sono i doni che mi hai dato, What are the gifts that you have given me? perché sono seduto qui oggi, Signore. Why am I sitting here today, Lord? Cosa vuoi, Signore, che io faccia per te? What do you want me, Lord, that I do for you? Alza le tue braccia Lift up your hand e arrenditi. and surrender. E dichiara con me oggi: And declare with me today, Signore, Lord, rimettimi in posizione, put me back again into my position. rimettimi lì dove mi hai posto, Signore, Put me back where you have placed me, Lord. Right now. che mi riaccenda ora Set me on fire right now. nel nome di Gesù. In the name of Jesus. Fa, oh Signore, che questa sedia dove sono seduto Lord, do so that the chair where we are sitting in diventi un campo di battaglia, oh Signore. becomes a war zone. Signore, ti chiedo di rialzare questa chiesa, oh Signore. Father God, we ask you that you raise Voglio up this profetizzare, church. oh Signore, I want to prophesy, Lord, che questa chiesa riprenda il suo posto, that this Signore, church will take in its questo place tempo, in this time. lì dove tu stesso l'hai posizionata, oh You, Signore, where nel you nome di have Gesù yourself Cristo. placed it in the name of Jesus. Che ogni impedimento, That every hindrance, ogni blocco satanico, every blockage ogni from the devil, strategia del nemico every strategy of the enemy venga spazzata via nel nome di becomes Gesù Cristo. broken and cast away in the name of Rimettici in Jesus. posizione, oh Put Signore, us siamo back in qui our position, davanti a te, oh We are Signore. here before you, Lord. Ci arrendiamo alla tua We volontà, oh surrender Signore. to your Sia will, fatta Lord. la tua volontà Let nella your nostra will be vita, oh done Signore. tonight, O Lord.
Tu mi hai chiamato per primo, mi hai You amato have per called me primo. first. You have loved me first. Eccomi, Signore. Here I am, Lord. Manda me. Send me. Manda me. Send me. Corra basciata. Kira da bosso katara da baba sandari di so. Liri da bosso. Prega in lingue in questo momento. Ora basciata rababala. Pray in tongues right now. Pray in the Holy Spirit. Fa la tua battaglia in questo momento. Stai lottando per la tua vita. Stai combattendo per la tua chiamata. Stai combattendo per la tua unzione. Diventa un guerriero oggi, una guerriera. Become a fighter. Basta Become a stare fighter. seduto. Stop sitting down. Rialzati. Rise up again. Svegliati o tu che dormi. Nel nome Rise di up Gesù again, you who Cristo. sleep. In Jesus' name. C'è un terreno da conquistare, c'è una There's- nazione da there's- risvegliare. Ci sono anime che stanno There are aspettando. souls, there are things that you che tu must vada da accomplish, that you must loro. take. Anche voi che ci state seguendo da casa, Those da of you who are Facebook, following us from home on Facebook and YouTube, lo Spirito Santo è onnipresente. the Holy Spirit is everywhere. Sta anche in casa tua in questo momento. Even if you're at home right now, Alzati lì dove ti trovi, anche tu. rise up right there where you are. Arrenditi, alza le mani. Surrender and lift up your hands E chiedi allo Spirito Santo and ask the Holy di Spirit usarti nella città dove ti trovi, to use you in the nel city luogo where you dove ti are, trovi. in the place where you are. Manda un'unzione potente, oh Signore. Send a mighty anointing, Lord. Anche tu che sei a casa, Even you who are at home non è un alone. caso se stai It's seguendo. not by choice, by mistake that you are following and listening to Questo è this. il tuo appuntamento divino This is your appointment, divine appointment. per ricevere quello che stai receive aspettando da That's tanto what you have been tempo. expecting and waiting for a long time. Non avere paura, Do not be afraid. non stare in ansia. Do not be anxious. Hai accettato Gesù nella tua vita come Signore e Salvatore? Have you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior in your life? La paura non può abitare dove c'è Gesù. Fear cannot remain where Jesus L'ansia is. non può stare dove c'è Anxiety Gesù. cannot remain where there is Jesus. Cacciala via. Cast it out. Non avere paura. Do not be afraid. Sbaglierai, You'll make mistakes. Dio ti rialzerà. God will raise you up again. Non avere paura di sbagliare. Don't be afraid if you've made mistakes. Kondala rabash. Kora bababa yeshonda la ramatas. Kondala. Jesus, vi ringraziamo Signore. We thank you, Lord. We Usa thank you, questa Lord. ragazza, Signore. Use this daughter, this child, Lord. Tocca lo Spirito Santo. Touch her, Holy Spirit. Che ogni paura, ogni ansia, ogni preoccupazione Thank you, Lord. vada via dalla tua vita nel nome di Every Gesù form of Cristo. In anxiety questo and momento. fear leaves your life right now. Ungira, Signore, nel nome di Yes, Gesù. Lord, anoint her, Lord. Rabasha, Rabasha. Thank you, Lord. Thank you for touching your people, Lord. Restaura, Signore. Restaura questo cuore, oh Signore, in
questo Yes, momento, Lord, nel this nome di heart, Gesù Lord. Thank you, Cristo. Lord, for touching hearts. Hallelujah. Let's all lift up our hands. Just one few seconds. Just give thanks to the Lord. Lord, we want to thank you for the word of God. Ringraziamo muli tal-kelma tiegħek. Vogliamo ringraziarti, Signore, per la parola. Con il tuo aiuto e con la tua grazia passeremo ogni test, ogni prova. With your grace, with your strength, with your courage, we will pass through every test. We'll come out of every test so that we'll come to the next level. Passeremo, Signore, e ci riusciremo a passare ogni prova, così passiamo al prossimo livello, al prossimo processo. Nel nome di Gesù, grazie Signore. Grazie mule għaddis li kwalunkwe test li aħna naddu minnu, mule aħna naddu nirbħu fuqu biex mule għaddis naddu għal livell li jmiss li intandek għalina mule. For the next level. We thank you for your special divine grace. Grazie Signore per la tua grazia divina. Grazie moneta del grazia speciale e divina for Haitna. Lord, we speak strength. Lord, we break every form of discouragement, every form of fear, every lying tongue, every spirit of confusion. In the mighty name of Jesus, whatever the devil has brought against us to uproot us, to, Lord God, confuse us and to get us off of the path that you have for us, Lord, we rebuke it, we renounce it in the mighty name of Jesus. Signore, ogni cosa, ogni schema del diavolo che lui ha gettato contro di noi, di muoverci, Signore, di confonderci, di mettere sulla nostra vita ogni forma di ansia, paura, nel nome di Gesù Cristo, Signore, noi lo li rinunciamo tutti, Signore, nel nome di Gesù. Signore, grazie che ci stai mettendo proprio, Signore, ci stai piantando dove ci hai messo in modo divino nel nome di Gesù Cristo, così compiamo, Signore, il tuo proposito nella nostra vita. Thank you, Lord, that you're putting us and planning us and affirming us and strengthening us so that we will fulfill what you have called us to do. That your callings, la tua chiamata, your scope, your purposes, il tuo proposito saranno tutte esaurite nel nome di Gesù Cristo e fatte. They will all be fulfilled in Jesus' name. And you will receive all the glory in the name of Jesus. Everybody say with me, the test that I am going through is going to bring me higher, to better, in Jesus' name. La prova che ognuno di voi, dite con me, la prova che sto passando mi porterà al prossimo livello, alla prossima promozione e al meglio di ciò che il Signore ha per la mia vita nel nome di Gesù. E duwaraya il test ul profalina dei minna hanadia hanirbaq fuqa u mole addis bixjina nasal al level li misli inti għandek għalija u inti tirċivi kull glorja u tivħir fis-sem Ġesu Kristu. In the mighty name of Jesus, everybody shout hallelujah to Jesus. Hallelujah! In Jesus' name. Okay, we will see you here in about 10 more minutes. God bless you. Just